Intanto buon Natale a tutti. Mi è stata offerta questa possibilità di raccontare un Natale diverso quale quello di questo anno e ho voluto farlo a casa insieme a mio figlio Andrea che sta in questo momento facendo l'operatore. Abbiamo costruito una sorta di studio familiare con gli oggetti di sempre, con i libri che reggono il microfono, con una luce fatta con la carta da forno, con altre cose e ci siamo improvvisati operatori così artigianali, ma per raccontare semplicemente il nostro Natale. Nel mio specifico è il Natale della Sardegna, quello di molti anni fa, quello di quando ero piccolo, un Natale dove non si vedeva l'ora di andare nelle colline fuori da Berchida per prendere il muschio, per prendere il pungitopo, per prendere un po' di cose che servivano per fare un presepe a casa con le casette che erano state costruite da mio padre con dei pezzi di sughero e con la carta stagnola che diventava i fiumi, i ruscelli e i laghetti. E quindi un Natale felice, un Natale molto molto bello. Questo anno lo sarà un po' meno perché saremo tutti un po' divisi, ma dovrà essere necessariamente un Natale bello, un Natale positivo. Allora ho provato a raccontare il Natale così, raccontando le mie sensazioni, raccontando del quando ero bambino, della messa di Natale in cui si andava tutti assieme, di qualche volta che nevicava anche, dell'agnellino che ci veniva regalato, non che noi fossimo pastori dal vicino e che allevavamo in casa e mettevamo un fiocco rosso, questo era il nostro Natale. Forse lontano da quelle tradizioni americane, lontano anche da quelle canzoni americane che poi sono diventate le nostre colonne sonore quotidiane e che in parte poi ho rieseguito in un lavoro discografico che si chiama Jazzy Christmas, che ho registrato nel 2012 per la Banca di Sassari, nel Teatro di Sassari, che poi è diventato un disco insieme al mio quintetto storico, con Roberto Cipelli, Tino Tracanna, Ettore Fioravanti, Attilio Zanchi e il sottoscritto, e con Daniele Di Bonaventura come ospite. Ed essendo in questo momento in casa, ho chiesto a Daniele Di Bonaventura se poteva da casa a casa registrare della musica che poteva mandarmi, e così mi ha mandato 5 pezzi registrati a casa sua a Fermo nelle Marche, e io qua in questo momento a casa li rieseguirò per voi e insieme a voi. Sono materiali che fanno parte principalmente della tradizione popolare della Sardegna, in particolare 2 brani che sono stati scritti da Pietro Casu insieme ad Agostino Sanna nel 1927. Pietro Casu era il parroco di Berchida per moltissimi anni e che sono diventati un po' il repertorio natalizio della tradizione sarda, della novena e poi del Natale. Il brano che suonerò adesso, il brano che suoneremo adesso, seppure a distanza con Daniele Di Bonaventura, è forse quello più conosciuto di Pietro Casu, si intitola Notte de Ghelu. Notte de Ghelu racconta di una notte celeste e della felicità dell'uomo per la nascita del bambino che ci libererà dalle pene dell'inferno. Notte de Ghelu.
E poi la grande tradizione americana, quella che allora probabilmente non si ascoltava a Berchinda durante le giornate natalizie, ma che poi ho appreso nel diventare musicista di jazz e nel trattare il repertorio americano, quello degli standard, e di fatto tantissimi brani americani, seppure le Natali, poi sono dei bellissimi standard di jazz che potrebbero essere suonati anche tutto l'anno se non riportassero al periodo natalizio. Uno dei più interessanti che proprio con Daniele Di Bonaventura abbiamo registrato in quel concerto fatto a Sassari allora è I'll Be Home for Christmas, un brano reso famoso da Bing Crosby e da Frank Sinatra e poi da tantissimi altri ovviamente, ed ha una storia molto bella perché è stato scritto nel 1943 in piena seconda guerra mondiale e racconta appunto di tanti militari, di tanti familiari, di tanti militari soprattutto lontani dalle proprie case che aspettano, promettono, soprattutto sognano per il giorno di Natale di poter tornare a casa.
Joy to the World è stata scritta nel 1719, un brano inglese su riadattamento di un salmo del Re Davide e su una melodia scritta da George Friedrich Händel. Un brano particolarissimo, molto molto interessante, che appunto con Daniele di Bonaventura spesso usiamo suonare. E potrebbe essere non un brano natalizio, ma di fatto ha un'atmosfera e una melodia soprattutto che ritorna perennemente, che porta immediatamente al Natale.
Il prossimo è ancora un brano di Pietro Casu dal titolo Naschidesti in Sagabanna, nato è nella capanna, forse uno dei brani più riusciti di Pietro Casu perché ha una melodia così molto semplice ma apparentemente nuova e indubbiamente interessante. La storia è una delle tante, le semplici storie che Pietro Casu e Agostino Sanna raccontavano alle persone semplici ed è la storia degli angeli che volano in cielo e quindi rubano un po' di luce per portarla verso la capanna. L'ultimo brano è forse uno dei più conosciuti, Adeste Fideles, un brano che non ha una provenienza certa, in realtà potrebbe essere un brano della metà del 1700, probabilmente una melodia irlandese che poi è stata riadattata, ma tutti noi lo conosciamo, quindi non ha bisogno di presentazione. È il brano anche che chiude questo disco, appunto Jazzy Christmas, è il brano che suonammo per ultimo in quel concerto di allora e anche nel disco appare proprio come l'ultimo brano, quindi mi piaceva l'idea di lasciarvi con questa melodia così pregnante, così importante, così conosciuta.
E allora da casa a casa, dalle Marche, da Fermo, da Bologna, non ci resta che salutarvi augurandovi un buon Natale. E personalmente ringrazio Daniele Di Bonaventura che si è prestato a questo concerto a distanza e non posso non ringraziare mio figlio Andrea che è qua e che vi saluta. Ciao a tutti, buon Natale. Paolo e Andrea e Daniele.